Amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, mi trovo in compagnia del nostro carissimo professor Antonino Russo, che stanno arrivando a valanga le vostre richieste per quanto riguarda l'etimologia e l'origine dei propri cognomi. Realizzeremo una puntata ad hoc, come si dice. Soddisferemo in particolare le richieste di un nostro spettatore che ci ha caldeggiato, che già avevamo trattato in una precedente puntata, che era Citati, e che il professore adesso darà una risposta esaustiva, più plausibile. Mi è sembrato poco credibile che Citati possa derivare da Citati, che è la variante siciliana dell'italiano città. Io ho fatto una ricerca per l'amico Mauro Citati e credo di potergli dare una risposta soddisfacente. Si tratta ovviamente di una mia personalissima ipotesi, però un'ipotesi che, contrariamente a quanto di solito dico, è un'ipotesi personale, e là mi fermo. Posso aggiungere in questo caso che è un'ipotesi credibile. Citati è un cognome che viene dalla provincia di Enna, che nel Medioevo, al tempo degli arabi, fu fortemente arabizzato. Citati, secondo me, deriva dal sostantivo arabo Khitat, per l'amico Mauro Citati, che vuole scriverlo. Si scrive così: Q-I-T a lunga, T finale, Khitat, che significa Khitat tuttora in arabo, significa cima di monte. Quindi fu un soprannome dato al capostipite dei Citati per la sua altezza. Ah, ecco. Tuttora si dice anche oggi a Palermo, non lo sento dire più da tempo, ma a casa mia mia madre e mio padre dicevano ad una persona di alta statura miena scimeggia, intendendo una canna lunga, però capostipite dei Citati, che era persona di alta statura rispetto magari anche ai tempi, che erano tutti bassotti, tutti gnomotti. I siciliani. Come si spiega il passaggio da Q a C? Lo spiega un linguista dicendogli che è una cosa normalissima in fonetica. La stessa sorte ha avuto il nome Citarrella, che viene da chitarra, da chitarrella, che è diventato Citarrella. Ah, ecco, hai visto, abbiamo soddisfatto anche Citarrella. Citarrella. Quindi sarebbe una chitarrella. La chitarrella, sì, quindi Citate. Scozzari. Scozzari è la variante palermitana, con l'accento ritratto sulla terzultima, di scozzare, che è plurale di scozzaro, che è, diciamo, una ripulitura del termine scorzaro. Scorzare è un nome di mestiere. L'antenato degli scozzari o scozzari era un signore che lavorava le cortecce di sughero o altre cortecce d'albero che forniva ai conciapelle. Ecco, c'erano scorze di alberi di piante che servivano per la concia delle pelli. Quindi scorzaro è un nome di mestiere, uno che trafficava con le scorze di certe piante. Ok. Rinollo. Rinollo è un nome interessante, Rinollo è una variante di Rinoldo, a sua volta variante di Rinaldo, nome antico francese che deriva nome antico francese che deriva dal germanico Reginald, composto di Ragin e Wald. Ragin intelligenza e Wald governare. Il significato del nome
è di persona che governa con intelligenza o che ha un'intelligenza che diciamo che supera tutti quanti. Valenti è quello che dice il termine, se fu riferito diciamo soprannome alle fisiche del capostipite De Valenti, significava che era una persona forte, in buona salute, robusta. Se si riferiva alle sue doti intellettuali, significa che era molto bravo nel suo campo di attività. Una persona capace. Capace, brava, in gamba. Bene, amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, spero che le spiegazioni del professore siano state abbastanza esaurienti, io ritengo di sì. Vi esorto a continuare a segnalarci quelle che sono le vostre curiosità, come detti che magari non avete più sentito, magari non ne conoscete il significato, altri cognomi, insomma, è tutto quello che vi viene in mente, come magari storielle che vi erano state raccontate dai nonni e che poi magari se n'è persa un po' la traccia. Segnalatecele al sito www.lafinestrasulasicilia.com o la pagina di Facebook La Finestra sulla Sicilia, il blog di tutti. Da Michela e il professore Antonino Russo, tanti saluti e arrivederci, e ci rivediamo alla prossima.